Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. La comunità di Vittoria in provincia di Ragusa piange la scomparsa improvvisa di Giovanni Cabibbo, pastore sessantenne colpito da un infarto fulminante lungo la strada provinciale 91. Lieto fine per la scomparsa di Irene, la ragazza che si era allontanata in pigiama da Mister Bianco il 27 maggio scorso. La sedicenne è stata ritrovata e sta bene. Paura a Ragusa dove un'auto è precipitata da un cavalcavia tra i binari della ferrovia di Piazza Croce vicino alla questura. Nella Ford Fiesta c'erano un giovane e la madre, soccorsi e portati in ospedale senza gravi conseguenze. Ci spostiamo a Caltagirone in provincia di Catania, denunciato un 54enne che durante una manifestazione folcloristica avrebbe oltrepassato con l'auto le transenne che chiudevano la strada. In conclusione il meteo, per domani si prevedono cieli sereni su gran parte della regione, con temperature che supereranno i 30 gradi. La Protezione Civile regionale infatti ha diramato uno stato di preallerta per il rischio incendi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.